Riscoprire, studiare e valorizzare il santuario di Asclepio nella Valle dei Templi. Questo è l'obiettivo di un percorso di studio portato avanti dall'Università di Architettura di Agrigento. Ieri è inaugurata la mostra dei progetti realizzati dagli studenti più meritevoli della facoltà. Rimarranno esposti all'ex casa rurale in via Passeggiata Archeologica fino al prossimo 22 maggio. Il santuario di Asclepio è un luogo molto importante per la città perché qui si veniva a curarsi le malattie. E ci si curava con delle cose molto semplici come le erbe. Si arrivava, i pellegrini arrivavano, dormivano 3 giorni in questo posto, venivano anche da tutta la Sicilia in pratica. E dopo 3 giorni chi riceveva il miracolo della guarigione o la grazia diremmo oggi lasciava un ex voto. Questa iniziativa da un lato ha lo scopo di informare la gente sull'importanza di questo tempio. È sì un tempio religioso, ma anche una sorta di struttura ospedaliera dell'antichità, quindi il nostro obiettivo è stato quello di realizzare una struttura che facesse emergere la grandezza di questa struttura. Ovviamente ne abbiamo bisogno perché questo territorio non solo deve andare avanti e stimolare il proprio sviluppo con quello che c'è di esistente a livello organizzativo per il turismo, ma comunque iniziare a stimolare un processo di progettazione di quello che abbiamo, ma quindi anche di un ampliamento della nostra offerta turistica. Il mio progetto si basa su un percorso che si articola in 3 parti. La prima parte è quella dove viene esposto appunto il santuario, e un'altra parte dove viene appunto fatto conoscere quello che è il mito di Asclepio. Inoltre c'è la terza parte che è quella dove vengono appunto messi in mostra gli ex voto grazie a un sistema di teche e di luci. I ragazzi di architettura in mostra alla casa rurale dell'Ente Parco per una rivisitazione, una potenziale riscoperta del Tempio di Asclepio. È un percorso che ha avuto una gestazione abbastanza lunga, nel senso che è stato un intero corso annuale che si è dedicato a questo tema. Noi abbiamo naturalmente dato la nostra disponibilità e la collaborazione per tutto il percorso, fornendo tutti gli elementi conoscitivi necessari. Alla fine sono usciti fuori dei progetti interessanti che danno degli spunti che faremo sicuramente nostri, perché è nostra intenzione valorizzare quell'area attraverso il potenziamento dei servizi connessi.